ed è anche un piccolo esempio di gioco a costo zero. Adesso ci sono sul mercato tantissimi giochi per i bimbi, alcuni anche molto costosi, cioè ci sono quei bei giochi di plastica che schiacci un tasto, parte la musica, si accendono le luci. In genere piacciono tanto a noi genitori perché fanno un certo effetto. Noi ce l'avevamo ovviamente, il primo figlio, la pianolina, schiacciavi, partiva Jingle Bell, tutto, a me sembrava proprio di quelle cose belle. E poi ero io che lo inseguivo con la palestrina, lui lo guardava un attimo, un po' così, e poi passava via, andava alla libreria e iniziava a tirare fuori tutto quanto, no? Aveva ragione lui ancora una volta, perché schiacciare un tasto non è giocare, cioè giocare è fare, produrre qualcosa, è sperimentare. Tirare fuori tutto quanto da un cassetto, da una libreria è giocare. E in più è anche imparare, perché scopre il concetto di dentro, di fuori, di vuoto, di pieno. Agisco sulla realtà, perché prima il pavimento era tutto libero, in ordine, adesso c'è una montagna di detriti che ho fatto io. Poi se magari per sbaglio passa di lì anche una mamma che comincia a rimettere dentro, ancora più bello perché giochiamo in due, cioè così si rifà, ci divertiamo. Però è vero, cioè i bambini non servono quei giocattoli in plastica con pile. Ne arriveranno, in tutte le case italiane al primo compleanno ci sono già 2 ceste piene di giochi, anche dei genitori più rigorosi. Però poi i bambini con cosa giocano? Con le chiavi, con il telecomando, un mestolo di legno picchiato sulla pentola, quello sì è fare musica, cioè non schiacciare un tasto.